nostro modello ci dice che comunque noi almeno fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita, quindi pian piano ci avviciniamo all'area arancione. Oltre 4.700 contagi oggi in Veneto, con Treviso che supera i 1.000 positivi nelle 24 ore. È drammatico il dato dei decessi, che sono 26. In crescita anche i ricoveri, più 48 in area non critica ed altri 7 in terapia intensiva. Le previsioni indicano una virata all'arancione a inizio anno. Che ci permetterà ancora di vivere quasi normalmente perché siamo vaccinati, ma chi non lo fosse comincerà a avere restrizioni non indifferenti, perché significa chiusura dei confini comunali, chiusura di molte attività, cosa che non accadrà ovviamente per chi è vaccinato. Procede intanto la campagna vaccinale, soprattutto le terze dosi, e questo, aggiunge il presidente del Veneto, segna la differenza rispetto all'anno scorso, ma l'attenzione deve continuare ad essere molto alta, soprattutto con l'approssimarsi delle festività e delle occasioni di socializzazione. Le vaccinazioni ci permettono oggi di restare aperti, ai cittadini facciamo appello affinché si proteggano negli assembramenti all'aperto e al chiuso, che facciano il tesoro delle indicazioni che abbiamo dato, delle raccomandazioni, ripeto, anche l'uso del tampone fai da te in occasione dei pranzi, dei veglioni, eccetera. È un piccolo sacrificio, però tra un 5 euro e 6 euro di un tampone fai da te e un tubo in bocca in terapia intensiva, scusatemi la crudezza, penso che sia un bel investimento. Non dico che sia infallibile questo modo di fare screening, però sicuramente dai dati che abbiamo noi gran parte dei contagiati di ogni giorno vengono dai tamponi antigenici.